Le date da segnare sul calendario sono quelle del 13 e 14 settembre, il luogo Fregona, il numero 5930. Tanti sono i metri che separano la partenza a Mezzavilla dall'arrivo a Valsalega. È l'edizione 2025 della Vittorio Veneto Cansiglio, gara di velocità in salita organizzata dall'ACI di Treviso e valida come prova del campionato italiano di velocità in montagna. Una gara nata nel 1924, entrata nella storia dell'automobilismo, con vincitori come Tazio Nuvolari saliti nell'Olimpo di questo sport. È una gara che ACI Treviso ha voluto riprendere 3 anni fa. In 3 anni siamo riusciti a portarla da una gara di semplice velocità in salita, prima campionato italiano e quest'anno a super campionato italiano, quindi con coefficiente 1,5. Consideriamo che siamo la gara con maggior titolazione al nord Italia, escluse le super salite tipo Trento Mondone, tipo altre che sono così, però la nostra insomma è quella che è maggiormente riconosciuta e questo ci inorgoglisce noi come ACI Treviso. Quella di quest'anno sarà l'edizione numero 43. L'ultimo pilota ad averla vinta è stato il trentino Diego De Gasperi, che in collegamento alla presentazione della corsa ha parlato degli standard di sicurezza della gara. Sta facendo un lavoro incredibile sulla gara del Cansiglio e questo grandissimo lavoro alla fine porterà anche risultati perché ne potrà beneficiare anche la popolazione locale, quindi fruirà di tutte queste modifiche anche chi andrà a farsi il giro nel Cansiglio, troverà una strada sempre ogni anno sempre migliore. Un legame dunque con il territorio, quello della Vittorio Veneto Cansiglio, che si manifesta anche negli effetti sull'economia locale. Se la manifestazione cresce, il binomio territorio-manifestazione, cresce anche il territorio, quindi più andiamo avanti come titolazione, come situazioni sportive e più il territorio ne può beneficiare. Lo sport dunque come volano anche per la promozione del Cansiglio. Un'area sulla quale stiamo cercando di investire molto come Regione Veneto anche in termini di promozione, pensiamo all'ultimo film che è stato girato recentemente in quel territorio e quindi insomma è un'occasione per tante persone che vengono dall'Italia e addirittura anche da fuori Italia per venire con i propri equipaggi, persone a seguito, famiglie, poi ritornano a modo di scoprire un territorio.